Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Grave incidente stradale all'alba di oggi, venerdì 15 settembre, in autostrada A4 in direzione Padova all'altezza di Spinea. Per l'esattezza, alle 5:40 del mattino un'automobile si è ribaltata e il conducente della vettura è rimasto ferito gravemente. È infatti stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i vigili del fuoco. A seguito dell'incidente è stata chiusa l'autostrada per un'ora circa. Di conseguenza si sono formate lunghe code. E un altro grave incidente stradale si è verificato ieri sera lungo la strada provinciale 73 in via Cesare Battisti a Fossalta di Portogruaro. Deceduta una donna settantenne, ferito un giovane 28enne. I pompieri arrivati da Portogruaro hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da un'auto la donna, che è stata presa in cura dal personale sanitario del SUEM per essere rianimata. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico ha dovuto dichiarare la morte della donna di Portogruaro. Il giovane è stato stabilizzato dai sanitari del 118 e trasferito in ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Cambiamo argomento. Nell'ambito della 45esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO in corso a Riyadh, ieri è stato deciso di non inserire Venezia nella lista dei siti a rischio. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha commentato: «È la dimostrazione di come siano stati riconosciuti da tutti gli sforzi che stiamo mettendo in campo ad ogni livello istituzionale per la salvaguardia di Venezia». Il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato: «Venezia è patrimonio dell'umanità, lo è da sempre e tutti insieme cercheremo di preservare e salvaguardare il futuro della Serenissima». Ulteriori dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Voltiamo pagina. 6 giorni di apertura, più proposte formative, sede confermata. Tornano gli studenti in aula e per fuori di banco. Il Salone dell'offerta formativa promosso da Città Metropolitana di Venezia in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, per dare un aiuto concreto a studenti e alle loro famiglie, offrendo una guida all'orientamento nella scelta del loro futuro di studio e di lavoro. Sarà ancora uno dei rinnovati padiglioni di Forte Marghera a Mestre la cornice e il contenitore della 14ª edizione, che proporrà molte novità per rispondere alle aspettative di un pubblico sempre in crescita. Ben oltre 7.000 le presenze registrate nel 2022. I particolari nel nostro sito notizieplus.it. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.